Vorrei chiedere all'avvocato Cappellari se mi esce e mi dice qualcosa. Quindi non dice nulla? Buonasera. Io sono perplesso perché poche sere fa sono stato chiamato o invitato a una manifestazione analoga, diciamo, a questa. L'amica Goitis mi ha detto che questa è un'altra parrocchia, va bene, l'altra era invece, mi pare, Indipendenza Veneta, ma mi pare che arrivate sempre allo stesso risultato, no? Quindi mi auguro che sia una tecnica, come dire, che può portare dei buoni risultati anziché attraverso un movimento monolitico a un movimento parallelo, va bene, che consente di arrivare dove magari il monolito non può arrivare. Riguardo a quanto ho sentito, devo dire che c'è stato anche molto folklore, insomma, stasera, e bisogna che torniamo un po' anche alla concretezza, insomma, non so, io ho ascoltato così amabilmente il consigliere, al deputato, non so, ex deputato Rocchetta, insomma, andare a scomodare i 1500 anni prima di Cristo, insomma, io non mi sento. Ecco, io sono un appassionato di storia, ma per me la storia comincia, diciamo, come figli di quella storia, per me comincia con l'illuminismo, insomma, ecco, noi respiriamo e deriviamo da quel movimento e da quel periodo, e quindi cerchiamo di essere concreti, ecco, per giustificare questa necessità certamente che viene propugnata, questa, cioè che non è accettabile più uno Stato nazionale cosiddetto di questa forma, di queste modalità. Va bene, è verissimo, lo constatiamo continuamente che c'è una continua volontà, non lo so neanche come definire, insomma, ma certo si arriva a quello, c'è un accentramento sempre più continuo. Io mi ricordo come amministratore quando ci battevamo per eliminare la tesoreria unica, sul presupposto, e qui sono d'accordo con chi ha parlato prima, sul presupposto che uno dei propri soldi dovrebbe avere il diritto di disporre come crede, insomma, ecco, questo è il punto. Si era arrivati a questo, poi naturalmente si è fatto una marcia indietro, ma tutto questo è uno strano modo anche di percepirlo. Io, come avete sentito, faccio l'avvocato, insomma, quindi toga d'oro, 55 anni di professione, cosa volete? È stata una iattura per me, insomma. Io sognavo di fare il professore di filosofia e storia, quindi figuriamoci come ho vissuto questa lunga vita proprio adempiendo un dovere di responsabilità, tutto verso se stessi, verso la famiglia e così. Però ecco, io noto come non sia percepito, come determinate riforme siano veramente esiziali. Ecco, pensate che la riforma che una ministra, che è la cancelliere, che ha definito una riforma epocale, porca miseria, mi scusi l'espressione, poi ho sentito che ha detto, vi è sfuggito evidentemente, che questo porterebbe a un risparmio di 80 milioni in tutta Italia.
figuriamoci, le finanze italiane respirano sicuramente, insomma, con un risparmio del genere. Ecco, allora, per esempio, Este, e non c'è il professor Bernardini, che volevo ringraziare per quella attenzione verso questa città, che è stata, diciamo, parte certamente della mia vita sotto ogni profilo, insomma, e ne vedo con tristezza il lento declinare, insomma. Un lento declinare che deriva anche dal fatto che Este è sempre stata una città di servizi ed è stata, nel periodo napoleonico, era la pari di Padova, perché all'epoca vi era il Dipartimento del Brenta, non c'erano le province, e il Dipartimento del Brenta era diviso in due distretti, il distretto numero 1 che era Padova, il distretto numero 2 che era Este. Nel 1871 il servizio che uno Stato deve rendere, il primo servizio, quello di rendere giustizia, ha fatto sì che fosse istituito il tribunale a Este. Adesso non abbiamo più nulla, va bene? Ma credete che questo abbia implicato, a parte il disastro dal punto di vista proprio delle modalità con cui può essere amministrata la giustizia, dia qualche vantaggio? No, darà invece un notevole appesantimento sulle tasche di chi dovrà malauguratamente ricorrere alla giustizia. Tra l'altro hanno smembrato anche la provincia, perché ci hanno accorpati con Rovigo, insomma. Ma se noi pensiamo, ecco, quello che io su cui vorrei portare, sì, sono belle, diciamo, mi commuovo anche pensando a quella che è stata la Repubblica di Venezia, insomma. Non crediate che Venezia sia stata poi, noi eravamo lo Stato de terra, Venezia era lo Stato de mare, va bene, tanto per essere chiari, noi eravamo sudditi di Venezia, non eravamo cittadini veneziani, ricordatevi questo, va bene, no, perché è meglio. Nel 1848, quando c'è stata l'epopea, veramente epopea di Daniele Manin, e Venezia non fu, ho visto qualche sera fa, una notte che non riuscivo a dormire, ho visto le 5 giornate di Milano, in una specie di filmastro retorico e così via, ma sono stati 5 giorni. Venezia, la Repubblica di Manin durò 1 anno e mezzo, batté moneta, io ho in regalo una moneta da 5 franchi, va bene, d'argento, battuta nel 1848 da Venezia. Però perché si mancò quella occasione? E con questo mi riporto a un certo discorso attuale. Perché si mancò quell'occasione? Perché, badate che in quell'epoca l'Austria era estremamente debole, perché l'esercito ungherese era arrivato a 30 km da Vienna, tanto per essere chiaro, e la Repubblica di Venezia era in contatto con Budapest, va bene, ma c'era il peccato di origine. Noi, i nostri rappresentanti non potevano partecipare in termini deliberativi, erano stati chiamati come consulenti ad ascoltare, ma non facevano parte allo stesso modo, va bene, dei rappresentanti di Venezia. E quindi le città come Padova, Treviso, non mostrarono un grande entusiasmo, una grande partecipazione, e non ci fu una mobilitazione del popolo. Questa è in realtà un combatto. Ecco, quindi adesso, secondo me, bisogna capire che è nella concretezza che ci si può muovere. Per esempio, il privare, ecco, un torto che io faccio alla Lega è quello di essersi persa su grandi esposizioni la secessione e quant'altro, mentre era da difendere soprattutto e prima di tutto anche tutto un tessuto, togliere i servizi nel territorio e soprattutto battersi perché fossero esercitati dai cittadini. Quello è molto importante, va bene? Togliere la presenza della giustizia, battersi perché
ci sia una scuola veneta, un'amministrazione della giustizia veneta, e questo è quello che conta. Vi ricordo, mi scuso se mi dilungo, vi ricordo un nostro benedetto giudice, il quale maltrattò un testimone che veniva da sottovenda o cosa del genere. Poveretto, era uno che sapeva parlare unicamente in un certo modo, e questo gli diceva: deve parlare in italiano, se no io non capisco. Tanto che mi sentii in dovere intervenire e dire: giudice, faccio io da traduttore, insomma, ecco questo. Ma chi aveva torto in quell'occasione? Aveva torto certamente il giudice, che era venuto a fare giustizia presso un popolo che non era il suo, perché non aveva la sua lingua. Quando, vedete, pensate che, parlo solo, dovrei parlare troppo, ma pensate che l'amministrazione della giustizia, attraverso le sezioni staccate dei tribunali in tutto il Veneto, era rappresentato da 12 sezioni staccate, quando in provincia di Bari, credo che fossero 8, solo in provincia di Bari. Noi avevamo veramente dei punti in cui c'era da amministrare la giustizia in loco. Che cosa abbia risparmiato non si sa lo Stato italiano, perché per esempio sicuramente ci sono certamente sedi centralizzate che non possono rispondere, come per esempio a Rovigo non c'è la possibilità di rispondere, perché Rovigo ha un tribunale che era fondato e fatto per una popolazione di 100-150 mila abitanti e non il doppio, per darvi un'idea. Ecco, questo io mi dolgo che tutta la rappresentanza politica veneta non abbia fatto quadrato per impedire che queste privazioni di servizi sul territorio avvengano, perché è anche lì che si afferma l'indipendenza. Va bene, questo è il punto. L'indipendenza è anche nel fatto che ci sia un'amministrazione in loco e non una privazione di servizi. Io mi scuso perché sennò vado troppo per le lunghe. Io mi auguro che questo movimento abbia molte fortune. Va bene, io non conto molto perché mi auguro di avere ancora un po' di tempo da vivere, ma non è che mi faccia grandi illusioni. Vorrei vedere sicuramente, però vorrei segnalare che in comune di Este si ottenne che nel Consiglio Comunale ci fosse la bandiera della Repubblica Veneta, o meglio vero? C'è stato durante sì, anche chi l'ha sostenuto, perché Liga Veneta aveva un consigliere, quindi doveva essere anche qualche altro che dava l'appoggio, insomma. E comunque c'è. Ecco. Este è una città, si ricordi l'amico Rocchetta che ha parlato, Venezia Este non fu occupata da Venezia. Este, e abbiamo copia del documento, ci fu la cosiddetta dedizione del 1405, e c'è chi sostiene che nelle manifestazioni pubbliche il gonfalone di Este precedesse quello di Padova, perché Padova era stata bambinata mentre Este era un'alleata. Ecco, Este si complimentò con Marini, va bene, quando ci fu nel 48 tre cittadini, tutti e tre membri del gabinetto di lettura, portarono l'atto di elezione alla nuova Repubblica, che però ebbe vita alquanto sfortunata. Grazie. Thank you.